San Giovanni è la più antica chiesa di Motta di Livenza. Nel corso dei secoli venne più volte restaurata, ma le sue origini risalgono ai tempi della prima diffusione del cristianesimo nelle Venezie. Gli scavi archeologici hanno infatti portato alla luce un primitivo altare paleocristiano e il basamento di un'antica abside, elementi che fanno supporre la nascita della chiesa in età molto anteriore a quella medievale. Inizialmente la chiesa aveva una pianta basilicale con 3 navate e absidi semicircolari, che vennero successivamente eliminati. Nel XIV secolo, sotto il controllo della famiglia da Camino, la chiesa fu completamente ristrutturata e assunse la forma originale. 2 secoli dopo, durante il dominio della Serenissima, l'edificio venne restaurato e adornato con affreschi e opere d'arte. L'interno della chiesa è molto semplice, essendo composto da un'aula a navata unica che termina in un'abside a base semi-esagonale, all'interno della quale si trova un pregevole altare realizzato nella prima metà del XVII secolo e composto da 4 colonne scanalate che reggono un architrave e un timpano, sulla cui sommità si trovano un gruppo di statue lignee che rappresentano l'Eterno Padre Benedicente tra 2 figure con cartigli. Al centro trova posto una pala, databile intorno al 600, nella quale è raffigurata in alto la Beata Vergine del Carmelo intenta a consegnare lo scapolare a San Simon Stock. A lati, tra gli intercolumni più esterni, sono presenti 2 statue di santi. Osservando le vele della volta presbiteriale si notano i 4 evangelisti. Sulla parete a destra dell'arco trionfale si trova un affresco della prima metà del XVI secolo. Al di sopra di un architrave è posto San Girolamo con in mano un modello di chiesa. Questi motivi architettonici, decorati con motivi floreali, fungono da cornice per i santi Giovanni Battista, Pietro e Augusta, opere attribuite a un pittore bellunelliano. Dalla parte opposta, sulla parete di sinistra, si trova un altro affresco, probabilmente più antico, nel quale si intravedono 2 pilastri che sorreggono un architrave. L'opera è molto incompleta, ma nella sommità si possono individuare alcuni frammenti di San Giovanni a destra e San Sebastiano a sinistra.